Campocroce di Mogliano, un uomo volto travisato armato di pistola si è fatto consegnare i 600 euro in cassa, poi è fuggito. Il farmacista, forse un gesto dettato, dice, dalla disperazione. L'assalto nella villa del dentista Bubola a Pieve di Soligo ha lasciato il carcere per gli arresti domiciliari il 18enne fermato dai carabinieri la notte stessa della violenta rapina. Il pestaggio di un 57enne in pieno giorno e il degrado della zona davanti al Park Dal Negro, l'esasperazione di commercianti e residenti, appello dell'Ascom, zona rossa anche qui. Foglio di via da Treviso per 4 anni per il 18enne tunisino che lo scorso inverno ha aggredito una troupe televisiva, a suo carico anche rapine con lo spray al peperoncino. Allerta per il caldo intenso e nuovi malori tra Treviso e Montebelluna, ma stato di attenzione domani anche per i temporali in arrivo, già oggi prime grandinate in montagna. Ladri usano acido e colla per svaligiare un appartamento di Conegliano, ma senza portar via nulla. 2 i malviventi denunciati, a Bessica Anziana lì si trova i ladri alla finestra. Cerimonia di cambio del comandante stamattina al 51esimo stormo di Istrana, impegnato sul fronte orientale sopra i cieli della Polonia, base sempre più strategica dal 2027, un nuovo gruppo volo. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Allora, prima di andare alla cronaca, molta avete sentito dai titoli, stasera vi stiamo ponendo un quesito per capire la vostra opinione sul tema Biennale di Venezia e taglio dei fondi, sempre in vista di Ring, la nostra prima serata di attualità politica dalle 20:45. Vi ricordiamo che la vostra opinione si esprime semplicemente telefonando a uno dei 2 numeri che vedete in sovraimpressione. Sentirete il segnale di occupato, ma è così che registra la vostra manifestazione di opinione anonima e gratuita. E dunque russi alla Biennale, giusto il taglio dei fondi dall'Unione Europea? Come vedete i numeri per rispondere di sì e di no li trovate in sovraimpressione, ormai li conoscete bene, continuate a chiamarci. Andiamo allora alla rapina in farmacia a Campocroce di Mogliano, Veneto, con un uomo che, volto travisato e armato di pistola, si è fatto consegnare i soldi che c'erano in cassa, circa 600 euro, poi è fuggito. Il farmacista ci ha detto sembrava il gesto di un uomo disperato. Verso le 11, 11 e un quarto più o meno, entra questo personaggio un po' tutto mascherato, diciamo, con un cappello da pescatore, occhiali e mascherina e con in mano una pistola. Spostatevi e datemi i soldi. Poche parole del rapinatore che ha fatto irruzione nella farmacia di Campocroce. Un colpo fulmineo in 2 minuti, ci ha detto il farmacista, entrato ed uscito con il bottino. Circa 600 euro. Sono stati attimi di paura. Lui continuava a puntarci questa pistola addosso. Abbiamo provato a vedere se la pistola sembrava, diciamo, fosse finta o vera. Era una riproduzione fatta bene oppure era vera, quindi ci siamo messi in disparte e niente, abbiamo aspettato che lui si servisse dalla cassa e poi è uscito, quindi è stato tutto rapido e fortunatamente indolore, ecco. L'uomo è arrivato in bicicletta particolare che potrebbe far pensare fosse del posto, non sicuramente giovane, addosso tuta e ciabatte. Sembrava, sì, ecco, un anziano, credo sia più un gesto di disperazione più che uno che lo fa spesso. Durante la rapina, a mano armata, nessun cliente era dentro la farmacia. Non c'era nessuno, ma lui si era accertato che non ci fosse nessuno perché abbiamo visto dalle telecamere che è stato qui fuori 1 minuto e poi è entrato quando ha visto che non c'era nessuno. Prima di entrare si è accertato non ci fosse più nessuno dentro, poi ha agito. Abbiamo fatto tutto quello che ci ha detto, ha spiegato, qualsiasi reazione poteva peggiorare la situazione. Si è arrangiato, ha fatto tutto da solo, ha preso i soldi della cassa, se li ha messi in tasca e è uscito nascondendo la pistola dentro questa tracolla, questa borsa tracolla, ecco. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri con 2 auto che hanno perlustrato la zona alla ricerca del rapinatore che ha fatto perdere le tracce, ma l'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini al vaglio degli investigatori. E torniamo all'assalto nella villa del dentista Bubola a Pieve di Soligo perché il 18enne Halil Mashkuli, uno dei responsabili della violenta rapina messa a segno lo scorso 11 marzo, è uscito dal carcere ed è stato messo agli arresti domiciliari. La decisione è stata comunicata dai suoi difensori, l'avvocato
Danilo Riponti e l'avvocato Giorgio Pietramala. Il 18enne avrebbe permesso l'identificazione dei suoi complici, una banda composta da 4 persone, un colpo che aveva fruttato 50.000 euro. Ora anche il difensore di Daniel Popco, attualmente recluso a Belluno, ha impugnato l'ordinanza davanti al riesame di custodia cautelare in carcere. Una rissa violenta, il pestaggio di un 57enne e il degrado poi nella zona davanti al Park dal Negro. Siamo a Treviso, abbiamo registrato l'esasperazione di commercianti e residenti della zona. Sotto l'effetto dell'alcol hanno prima iniziato a litigare, poi la rissa violenta è continuata accanto al Park dal Negro. 2 cittadini marocchini di 38 e 55 anni residenti a Vittorio Veneto e Treviso ed un tunisino 39enne hanno preso a calci e pugni un 57enne italiano senza fissa dimora, colpendolo anche con delle bottiglie di birra. L'uomo portato in ospedale ha riportato delle ferite alla testa. I 3 aggressori sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali. Il 38enne marocchino dovrà inoltre rispondere del reato di resistenza pubblico ufficiale per essersi opposto all'accompagnamento in caserma da parte dei carabinieri. Una situazione che ha superato ogni limite, ci raccontano. E ho sentito anche stamattina che ha detto appunto questi qua di ieri avevano anche coltelli che hanno nascosto sui parcheggi. L'esasperazione alle stelle, oltre ai continui litigi, questa zona sembra una discarica a cielo aperto. Esasperati sia per livello igienico, perché ogni giorno, come può notare anche stamattina, c'è l'immondizia ovunque, chiamiamo la contarina ogni giorno, siamo esasperati, basta, non ce la facciamo più. E poi non è sicuro, sa quante signore porto in parcheggio? Io scorto le signore in parcheggio, mi vengono dentro al bar a chiedere per favore portami in parcheggio perché ho il terrore. Secondo te cosa bisognerebbe fare? Allora intanto livello di sanità, secondo me intanto bisognerebbe mettere un bagno chimico. Già detto, ripetuto, il comune non ci ha mai risposto. I bisogni li fanno o dentro il parcheggio, quindi lei arriva in macchina, parcheggia nel posto auto, apre la portiera e si trova i bisogni, la puzza che non diciamo e poi ratti che ci sono alla sera. Non solo, ma qualche tempo fa una giovane è stata molestata. Una ragazza qua di fronte all'università ha parcheggiato al 4º piano, lei è salita di un piano superiore e c'erano 5-6 personaggi che l'hanno molestata. Lei è riuscita a entrare in macchina, a trovare il parcheggio, e si è chiusa dentro e ha iniziato a suonare il clacson e sono scappati. Un limite che è già stato oltrepassato. Non possiamo più andare avanti così, a ribadirlo anche un residente. La situazione ha iniziato a degradarsi parecchio, nel senso a peggiorare di mese in mese. C'è molta spazzatura, anche la mia ragazza la sera quando torna a casa mi chiama, mi chiede se la posso accompagnare, è una situazione pesante. Un presidio costante e zona rossa anche al Park dal Negro. A chiederlo a gran voce è il presidente di Ascom Confcommercio Treviso, Federico Capraro, proprio alla luce di quello che avete visto. Ascom Confcommercio Treviso dice basta ad una situazione che va avanti da troppo tempo, nella quale le istituzioni non hanno trovato le soluzioni adeguate, una situazione nella quale l'uso di servizi pubblici quali quelli del parcheggio sono limitati, così come è limitata la proprietà privata del Park dal Negro. Questo non è ammissibile in una città come Treviso. Ci sono delle condizioni che fanno nascere una microcriminalità sempre maggiore, ma soprattutto delle situazioni nelle quali sembra che il cittadino debba farsi giustizia da sé per trovare una giustizia, perché non viene garantita, e questo è tanto pericoloso quanto dannoso. C'è bisogno di un intervento immediato, lo chiediamo da tempo, si valuti anche l'estensione della zona rossa anche al Park dal Negro, c'è bisogno di un presidio costante, c'è bisogno che queste persone vengano allontanate. Il Park dal Negro non è un albergo, il Park dal Negro non è un ricettacolo di criminalità. Intanto
foglio di via da Treviso per il 18enne tunisino che lo scorso inverno si era reso protagonista di diversi episodi di violenza, a cominciare dall'aggressione a una troupe televisiva, lo ricorderete, in via Fiumicelli. Su ordine del questore, per i prossimi 4 anni il ragazzo non potrà più mettere piede in città. Lo scorso ottobre l'aggressione alla troupe della trasmissione Fuori dal coro in via Fiumicelli a Treviso, con la giornalista Cristina Autore colpita dal lancio di bottiglie mentre girava un servizio sull'insicurezza nell'area di Piazza Borsa. Poi a febbraio altri 2 episodi di aggressione con lo spray al peperoncino, il primo in via Zermanesa nei confronti di un giovane al quale aveva ceduto della droga, il secondo in via Roma ad un ragazzo per rapinarlo del cellulare. Ora nei confronti della responsabile, un 18enne tunisino residente nel Veneziano, il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Treviso. Per i prossimi 4 anni il giovane non potrà più mettere piede in città, pena una sanzione penale. Giovanni Gatto, ex parroco originario di Montebelluna, ora educatore in comunità, è stato aggredito da un minore straniero che poche ore fa gli ha però inviato un messaggio di scuse. Un messaggio di scuse da parte del giovane aggressore recapitato a Giovanni Gatto, ex parroco originario di Montebelluna, che dopo aver abbandonato il sacerdozio lavora come educatore in una comunità. Mi dispiace, scrive il ragazzino, non volevo farle del male. L'aggressione è avvenuta durante l'attività. Tutto è accaduto per un rimprovero. Il ragazzo stava gettando una busta con delle bottiglie di birra vuote, alcol che non potrebbe entrare nella casa famiglia, dove sono accolti giovani che hanno commesso dei reati. In quel momento sto ragazzo, sentendosi rimproverato, sentendosi preso, diciamo, in flagrante, lì in flagranza, mi ha sferrato un pugno, però sono riuscito a evitare il peso perché abbassando la testa mi ha preso giusto l'orecchio destro, sfiorando il timpano. Lì mi è caduto il cellulare, ma nel mentre già stavo chiamando il 112 perché avevo già capito come poteva andare a finire. Immediata la denuncia ai carabinieri, Gatto ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari riportando un lieve trauma cranico commotivo. Il disagio giovanile è un problema di non facile soluzione. Hanno bisogno veramente di esempi, hanno bisogno di testimoni, se no tanti poi si trovano anche senza genitori, come sappiamo, oppure sono emigrati, e se non trovano persone valide di riferimento dopo possono essere anche adescati da un mondo criminale, da un mondo che è quello dell'associazione anche a delinquere, quindi ci sono proprio delle baby gang. Ecco, io ho constatato questo in questi mesi di esperienza che sto facendo con loro. Giovanni ha deciso di lasciare il sacerdozio per cercare una nuova vita perché, ci ha raccontato, voleva trovare l'amore. Non mi sono pentito perché mi sento sempre cristiano, anzi mi sento anche come prima ancora prete, perché anche se non esercito più perché ho chiesto la famosa dispensa dal celibato, ma il mio essere cristiano con tutti i miei difetti e pregi come avevo anche prima lo porto avanti. Il suo sogno è quello di tornare in terra trevigiana. Me lo auguro, è anche, diciamo, una richiesta che voglio anche fare. Mi auguro sì di poter ritornare nella mia terra che mi ha dato le origini, dove ho vissuto i miei primi 19 anni della mia vita. È una terra che mi manca. Saranno celebrati venerdì alle 15:30 i funerali di Gloria De Lazzari, la 45enne di Roncade, aggredita e uccisa in un sobborgo di Manchester nella notte tra il 18 e il 19 gennaio scorsi. La cerimonia nella chiesa di Sant'Ulderico a Musestre, frazione della quale la donna era originaria. Per l'omicidio è stato arrestato, pochi giorni dopo l'accaduto, un uomo di 33 anni, cittadino britannico con precedenti penali. Il processo nei suoi confronti è stato rinviato per la seconda volta al prossimo febbraio in attesa della valutazione della capacità di intendere e di volere. La salma è rientrata ieri in Italia e finalmente, dopo tanti appelli, la mamma di Gloria potrà dare sepoltura alla figlia.
L'allerta caldo adesso, ma anche l'allerta temporali. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso oggi un nuovo bollettino e dunque è stata dichiarata l'allerta gialla per il rischio di ondate di calore fino a domani compreso. Per domani tuttavia si aggiunge anche l'allerta per rischio idrogeologico legato a temporali su tutto il territorio. Nonostante il permanere del caldo si prevede infatti tempo instabili, possibili rovesci o temporali prima nelle zone montane e pedemontane, in estensione alla pianura tra il pomeriggio, sera e poi la mattinata di giovedì. E a causa del caldo oggi nel Trevigiano si sono verificati 2 malori che hanno fatto finire all'ospedale altrettanti anziani. Un uomo di 88 anni è stato ricoverato precauzionamente al Cafoncello per probabile malore da caldo. Un 80enne di Montebelluna è stato portato in pronto soccorso in stato confusionale dopo essere andato in giro in bicicletta nel corso di questa rovente mattinata. Andiamo alla pagina ormai immancabile purtroppo dei furti. Hanno usato un acido per forzare la serratura di un appartamento. Siamo in pieno centro a Conegliano, ma senza riuscire a portar via nulla. 3 malviventi sono riusciti a fuggire. I 2 sono stati fermati e denunciati dai carabinieri, residenti spaventati e anche esasperati. La giustizia non dà atto ai cittadini perché li hanno presi, li hanno lasciati liberi, gli danno il foglio di via, gli danno la DASPO, gli danno il decreto di espulsione, sono qua, cambiano provincia, cambiano la regione e sono qua che poi fra 2 giorni ne hanno sfregiata una, ne hanno storpata una. Ma dove siamo? L'esasperazione di Adriano Cristofoli, residente del condominio Milano in via Zamara a Conegliano, è la reazione al tentato furto avvenuto prima dell'alba di lunedì in un appartamento al 3° piano. La banda aveva preparato l'irruzione lasciando dei segni. Hanno usato la tecnica dell'attack praticamente, la colla, la goccia sopra la battitura, diciamo, qua c'è la porta. Quel filo lì di attack, se tu apri la porta si spezza, quindi vuol dire che qualcuno entra e esce. Ma se rimane attaccato vuol dire che quella porta lì vuol dire che non passa nessuno. Questi segni con la colla lasciati sulla porta? Io non ci ho fatto mai caso, no, guardo ad altezza, magari mi accorgo di quello che è altezza occhio, altezza uomo e invece ero posizionato in alto, non li avevo visti. Per forzare la serratura i malviventi hanno utilizzato acido nitrico, ma una volta all'interno hanno trovato le stanze vuote, essendo l'anziana residente deceduta da qualche tempo. Alcuni residenti svegliati dai rumori hanno chiamato i carabinieri. Un 29enne georgiano è stato fermato mentre si nascondeva dietro i veicoli in sosta. Un suo connazionale 34enne è stato preso nelle ore successive. Per entrambi è scattata la denuncia. Gli altri sono fuggiti abbandonando arnesi da scasso e flaconi di acido. Fa paura, insomma, perché si entrano in 5 e c'è i bambini dentro. Questo è un comando militare, un ladro è 1 o 2 persone, non sono un comando di 5 persone, vuol dire che quelli là quando entrano in casa ti girano la casa sottosopra, ma ti girano anche te e la tua famiglia. Molti condomini sono venuti a sapere del fatto tramite un avviso sul portoncino d'ingresso o per passaparola. Non mi sono accorto di nulla, dormivo e non mi hanno svegliato, probabilmente i rumori che ci sono sotto fanno fatica a arrivare sopra perché io sono al 4° piano, mentre si sentono bene i rumori dei piani superiori, infatti chi era la vicina del 1° piano mi ha detto che li ha sentiti. Siamo aggrediti ogni giorno. E bisogna aggredire la vita, bisogna reagire, bisogna battere un pugno, bisogna chiamare, non deve esserci l'omertà. I ladri bussano alla finestra per vedere se l'anziana padrona è sveglia. La pensionata se li è ritrovati faccia a faccia, con grande paura e spavento. Naturalmente siamo a Bessica di Loria. Paura perché stava per fare un infarto, se li ha trovati davanti. Tanta paura per un 80enne che nella notte si è trovata davanti 2 individui che stavano per entrare in casa sua. Non si ferma l'escalation di colpi in abitazione tra tentati e riusciti. Nella notte presa di mira la fascia tra Carainati, in comune di San Zenone, e Bessica di Loria. La gente non ne può davvero più. In via Baroni a Bessica l'anziana se l'è vista davvero brutta, come ci racconta il figlio. Era meno 10 alle 3 e i ladri praticamente sono arrivati dalla finestra
finestra fronte strada, che mia mamma aveva lasciato aperto il balcone. Prima hanno aperto il cancelletto che divide la casa mia da quella di mia madre. Mia madre aveva sentito del rumore perché hanno fatto fatica ad aprirlo, dopodiché si è sentita bussare dei colpi sulla finestra per capire se stava dormendo o se era sveglia. Mia mamma era sveglia per fortuna e pensando fosse io ha aperto la tenda e si è trovata due uomini incappucciati davanti. Lei ha iniziato ad urlare ovviamente e per fortuna sono scappati. Un soggetto alto e magro, l'altro più basso, si sono dileguati nei campi sul retro della casa e c'è molto scoramento tra la gente, un senso di impotenza. A volte pensi che siamo a Bessica di Loria, no? In una città come Padova, Milano, mi sembra più di essere su una guerra, in guerra a volte. C'è preoccupazione? Sì, sempre. Sono loro padroni, devi anche pensare a cosa puoi fare, a cosa non puoi fare, perché altrimenti vai tu in mezzo ai casini, quindi ti devi anche pensare cosa devi fare dentro casa tua alle 3 di notte. Andrà a processo il prossimo 21 di aprile il 26enne che il 3 di giugno 2024 travolse e uccise Giulia Mauri lungo Viale della Repubblica a Treviso. L'uomo a bordo di un furgone sbandò improvvisamente verso destra centrando in pieno la 38enne. L'impatto fu devastante, la donna finì nel Botteniga e morì a causa delle gravissime ferite riportate. La difesa affidata all'avvocata Roberta Nesto non ha formulato richieste di riti alternativi e quindi si andrà a dibattimento. L'uomo ha sempre sostenuto di aver avuto un malore improvviso che lo avrebbe portato a perdere i sensi. E un grave lutto ha colpito i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso. Si è spento ieri all'età di 59 anni Walter Stefani, vigile del fuoco in servizio da 36 anni nella Marca. Un anno fa aveva scoperto di essere affetto da una grave malattia. Era entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1990, iniziando la propria carriera nella caserma di Sant'Antonino per poi trasferirsi insieme a tutto il comando nella sede attuale di via Santa Barbara. Negli ultimi anni era stato assegnato all'aeroporto di Treviso. I colleghi lo ricordano per la sua grande gentilezza e la sua grande generosità. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante, rimanete con noi. Entriamo in diretta da studio, ben trovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Nella Marca cresce il numero di famiglie che nonostante 2 stipendi non riescono ad arrivare a fine mese. A indicarlo i numeri del Banco Solidale di Sant'Artemio che ogni settimana distribuisce delle borse della spesa e anche tanta verdura prodotta negli orti solidali. I numeri aumentano sempre di più perché purtroppo i soldi non bastano, abbiamo famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno e vengono a prendere la borsa della spesa. Cresce la povertà anche nella Marca e sono i numeri del Banco Solidale a confermarlo. Noi abbiamo una famiglia molto grande e aiutiamo più di 450 persone in tutto. Che significa ogni settimana 450 borse della spesa dove dentro c'è sempre un po' di tutto, anche verdura fresca, prodotta sugli orti sociali all'interno del Parco della Storga. Questi orti ci permettono di raccogliere la verdura per il Banco Solidale e il terreno produce molte zucchine, citrioli, pomodori. Cerchiamo anche di seminare delle cose che vanno molto via e che piacciono a tutti. In realtà sono i trevigiani, in particolare quelli avanti con l'età, quelli che apprezzano meno la verdura fresca, ma anche la frutta. Le persone straniere amano la verdura, molta verdura, un po' meno la frutta, ma meno la carne, ad esempio a loro non interessa più di tanto, mentre noi è un po' faticoso dare frutta e verdura, non c'è niente da fare, specialmente i nostri anziani. Le volte dobbiamo insistere anche perché hanno bisogno di acqua, la frutta e la verdura contiene molta acqua, perché bevono poco e mangiano poca verdura e frutta. Verdura che al Banco del Sant'Artemio arriva decisamente a chilometro zero, coltivata in una catena di solidarietà anche da chi convive con la disabilità. Cosa significa questa attività all'aria aperta? Libertà, vivere sereno, senza stress soprattutto, che è la cosa più importante, lo stress. Sole e aria. Cosa significa produrre queste cose che poi vanno ad altri? È la natura che insieme con l'uomo uno è sereno quando fa sto lavoro, non è stressato. Però saperlo che diventa utile ad altri? No, ma quello non ci pensi, lo fai e basta.
Andiamo in strana adesso perché questa mattina si è svolta la cerimonia di cambio del comandante al 51esimo stormo. Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari in truppa, personale civile, in nome del Capo dello Stato riconoscerete il colonnello Marco Mangini quale comandante del 51esimo stormo. Con queste parole e con il passaggio della bandiera di guerra, il colonnello Fabio De Luca ha ceduto il comando del 51esimo stormo al colonnello pilota Marco Mangini. Una cerimonia alla presenza del generale di divisione aerea Marco Lant. Tante le sfide che attendono il nuovo comandante, la prima arriverà con il 2027. L'apertura di un nuovo gruppo Eurofighter qua su Istrana, presumibilmente l'anno prossimo. Un potenziamento dunque della base di Istrana, peraltro già impegnata sui cieli della Polonia del fronte orientale NATO. È importante esserci perché la presenza crea deterrenza e quindi quello che succede al di là del confine ovviamente a tutti gli effetti è un conflitto aperto e quello che succede al di qua del confine è una situazione in cui esserci significa evitare possibilmente qualche altra escalation che nessuno di noi vuole. Per il colonnello pilota Mangini, dopo 16 anni di lontananza, comandare il 51esimo stormo è quasi un ritorno a casa. Qui, come ho detto al discorso, ho mosso i miei primi passi nella Forza Armata, sia come pilota che come ufficiale, quindi ritornare qua è una grandissima emozione, è veramente un grande onore che la Forza Armata mi dà e al contempo una grandissima responsabilità. La nuova sfida però rimangono i droni. Sicuramente dobbiamo costantemente adattare le nostre tattiche a far sì che anche questa minaccia sia debitamente presa in considerazione e affrontata. Quindi Istrana sempre più strategica, ma anche sito sempre più sensibile. Come ci si sente ad essere un obiettivo sensibile? Pur sapendo appunto che abbiamo una base militare, ci fa sentire da un lato anche sicuri perché ecco, cioè è talmente aperto e trasparente quello che è il rapporto con le istituzioni che veniamo coinvolti e questo è molto importante anche poi nel trasmettere ai cittadini i diversi momenti e le diverse situazioni. Cambiamo decisamente argomento, vi ricordo che si avvicina la notte dei Foghi, la notte del Redentore a Venezia e dunque non perdete l'appuntamento sabato con Antenna 3 che dalle 20:10 dopo i nostri telegiornali sarà in diretta per seguire l'evento. Ci saranno i collegamenti dei nostri inviati da Palazzo Ducale alla Giudecca, ma non solo, che racconteranno le emozioni di una serata magica all'insegna della tradizione fino allo spettacolo pirotecnico che terrà tutti col naso all'insù per 40 minuti. Per scoprire come saranno i fuochi di quest'anno rimanete collegati naturalmente ad Antenna 3 sabato sera subito dopo i nostri telegiornali. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. E allora qui il maltempo è già arrivato e ha prodotto anche dei danni perché dopo una mattinata resa quasi irrespirabile da un'umidità eccezionale l'Alto Bellunese e parte della Val Belluna sono stati investiti nel pomeriggio da un passaggio temporalesco che in Comelico ha fatto cadere grandine grande come noci a Belluno, danni al cimitero di Prade. Siamo stati fortunati che nessuno era in cimitero in quel momento e quindi non ci sono stati danni a persone ma a cose, nel senso che alcune tombe sono state colpite appunto dalla lamiera. Un vortice d'aria, quasi una mini tromba d'aria, ha sollevato e scaraventato a terra una parte della copertura nell'ala ovest del cimitero comunale di Prade a Belluno. È accaduto durante il fortunale che nel pomeriggio ha scaricato acqua, grandine e vento. È durata una manciata di minuti ma tanto è bastato. Dall'assessora Lorenza De Cunovic la rassicurazione che i cittadini proprietari delle tombe danneggiate dalla copertura in lamiera saranno risarciti. È probabilmente il danno più rilevante causato dalle piogge delle scorse ore che hanno sconfinato dalle Alpi attraversando longitudinalmente il Bellunese. Se al mattino l'aria a tutte le quote è parsa immobile con i termometri rimasti sotto la soglia dei 30 gradi ma con un tasso di umidità soffocante, nel pomeriggio il cielo ha cambiato volto. Le nubi hanno preso rapidamente possesso delle Dolomiti e in pochi minuti il caldo afoso ha lasciato spazio alla forza del temporale. Pioggia intensa, raffiche di vento e in Comelico, sul Lauronzano e in quota a Cortina una grandinata violenta con chicchi grandi come noci capaci di imbiancare strade e prati nel cuore dell'estate. I temporali si sono abbassati fino a lambire la Val Belluna, Ponte nelle Alpi e Belluno soprattutto, per poi spostarsi sulle Dolomiti friulane.
È il volto più estremo di un clima che passa, nel giro di poche ore, dall'afa opprimente alla violenza dei fenomeni atmosferici. Se da una parte il temporale ha riportato un po' di sollievo abbassando temperature e umidità, dall'altra ha ricordato ancora una volta quanto questi episodi possono essere improvvisi e intensi. Secondo i previsori di ARPAV, il tempo resterà a tratti instabile anche mercoledì, con rovesci e temporali in estensione alla pianura, con probabili fenomeni intensi. Parliamo del distretto dell'Occhialeria bellunese adesso, che perde occupati e guarda con preoccupazione al futuro. Stamattina il focus su una ricerca presentata ai delegati CGIL Cisle Will. È vero, Romano, che l'occhialeria non sta bene? Non sta bene come una volta. I motivi sono ovviamente di quadro internazionale, i dazi americani. Se pensiamo in questa provincia si produceva un quarto di esportazioni per quel mercato lì, sono molto ridotti, e poi c'è questa ascesa della Cina che fino a qualche anno fa non era prevista con questa velocità e anche con queste caratteristiche. Se non è allarme poco ci manca, 10% di occupati in meno in un solo anno, il dato che fotografa il momento difficile attraversato dal distretto dell'Occhialeria bellunese. Nel 2025 si sono contati 335 licenziamenti collettivi e circa 1000 contratti a termine o in somministrazione non rinnovati. Il ricercatore Luca Romano ha analizzato i numeri e osservato l'avanzamento della Cina. La Cina oggi non solo primeggia per quantità di occhiali prodotti, ma anche ha fatto passi da gigante nel miglioramento della qualità. Lo studio guarda anche alle prospettive del settore. Gli smart glasses rappresentano una possibile opportunità, ma la produzione dipende ancora in larga misura dalle tecnologie e dai componenti asiatici, rendendo necessarie partnership internazionali. Sul fronte sociale emerge invece un territorio più fragile rispetto al periodo pre-pandemia, tra invecchiamento della popolazione, fuga dei giovani e difficoltà nella conciliazione tra lavoro e famiglia. Le soluzioni riteniamo vadano trovate insieme, dagli investimenti per le unità abitative, da programmi e progetti di politica industriale che guardino al futuro, vedi l'occhiale intelligente, da piani di formazione e riqualificazione professionale e anche strumenti, un patto forte tra i grandi player e le aziende piccole. Dobbiamo in qualche modo agire per tentare di aggredire e credo che la ricerca in qualche modo lo evidenzi, il problema e affrontarlo. Bisogna avere, a nostro giudizio, un'idea di dove questa provincia debba traghettare a breve, medio e lungo termine. Servono risposte a titolo di servizi, partendo dalla sanità, arrivando agli asili nidi, quindi rendere appetibile un settore, ma rendere anche un territorio appetibile affinché le persone che confluiscono nel nostro territorio permangano e diano anche quel contributo per consolidare un settore che ad ora sta attraversando una situazione sicuramente non difficile. I sindacati chiedono ora un confronto con istituzioni e imprese per rilanciare la competitività del distretto e salvaguardare occupazione e competenze, considerate il patrimonio più importante dell'occhialeria bellunese. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo. A voi tutti una buona serata, arrivederci.